sindaco della capitale del Friuli, come ormai lo abbiamo imparato a conoscere. Benvenuto sindaco qui al punto. Allora, come va la situazione pandemica innanzitutto? La situazione è preoccupante perché purtroppo la provincia di Udine, presa nel suo complesso, no, con i suoi 540.000 abitanti, registra un numero di casi molto molto alto, quindi il rapporto tra popolazione e persone che hanno contratto il coronavirus è molto alto e questo preoccupa e non si riesce a capire il perché di questa grande Ecco, ascesa dell'epidemia, no? forse pochi controlli, poca attenzione. Probabilmente nei paesi, mi riferisco soprattutto ai paesi, perché ci sono alcune zone del Manzanese, delle Valli del Natisone, dove i dati sono molto allarmanti. Probabilmente la gente non ha capito che non è bastato un anno per uscire da questo problema e che bisognava continuare a mantenere tutte le regole, i distanziamenti, la pulizia delle mani, le mascherine soprattutto, e quando si incontrano le persone non si può far finta. E poi secondo me è stato un errore anche riaprire le scuole, perché purtroppo le scuole sono stati focolai dove i ragazzi si sono contagiati e poi hanno portato in famiglia purtroppo il virus e chi soffre di più sono le persone anziane e le persone di una certa età. Perché questo determina un po' anche qualche difficoltà nell'ambito della sanità, perché diciamo così, le patologie ordinarie sono un po' messe. Cioè la gente ha paura in sostanza di andare La gente ha all'ospedale. paura e l'ospedale purtroppo è in sofferenza, l'ospedale di Udine in particolare è sotto pressione, il pronto soccorso. Ci sono purtroppo momenti di attesa abbastanza lunghi prima di ricevere in pratica una disposizione, essere portati nei reparti o anche in alcuni casi la gente viene anche rispedita a casa quando il quadro clinico secondo i medici non è preoccupante. Quindi il problema è serio, bisogna mantenere tutte le regole che ci siamo dati. Ecco, sindaco, l'economia della città sicuramente soffre come dappertutto, insomma, no? Le attività commerciali, di ristorazione, ce n'hanno una battuta d'arresto incredibile. Ecco, come vede la situazione a Udine, perché Udine è sempre stata una città accogliente, è sempre stata una città che si è, come si dice, tirate sulle maniche, insomma, ecco. Sì, Udine è una città emporiale, una città di negozi, una città anche del tempo libero, del turismo, una città della ristorazione, quindi è chiaro, con la zona rossa, con la chiusura dei negozi, con la chiusura dei ristoranti, dei bar, tutto si è bloccato e le ripercussioni sono pesanti perché chi svolge attività in questi settori adesso si trova proprio bloccato. C'è qualcosa per quanto riguarda l'asporto dei ristoranti, però le cose sono poche. Non è che uno riesca a fare reddito con questa tipologia di lavoro. Io spero che il governo mantenga le promesse che ha fatto e quindi che ci siano i ristori che vanno dati alle persone che si vedono chiuse. Anche noi come comune faremo la nostra parte perché per quanto riguarda le attività commerciali che sono di nostra proprietà come edifici, noi faremo degli sconti importanti sia per quanto riguarda gli affitti sia per quanto riguarda anche il discorso della tassa sui rifiuti. Abbiamo dato disponibilità a tutti i bar e i ristoranti di poter occupare il suolo pubblico gratuitamente, continueremo a mantenere questa gratuità perché è importante che all'aperto, quando poi si potrà riprendere, queste attività possono svolgersi perché c'è maggiore sicurezza che non al chiuso, che non nelle sale o nelle stanze dove si svolge di solito l'attività, quindi all'aperto, e quindi il comune mette ancora a disposizione molti spazi. Abbiamo in pratica tolto un po' di parcheggi, ma non siamo pentiti di questo perché capiamo che questa misura è molto efficace, permette ai ristoratori di poter servire un numero di clienti più alto e soprattutto di dare ai clienti la sicurezza di stare all'aperto e quindi di essere più sereni. Ecco, sindaco, vediamo l'argomento del periodo, no? Questa ex fabbrica della Dorbis che il comune di Udine ritiene di dover
cioè di mandare avanti un progetto che prevede un supermercato. Allora, le opposizioni contestano al sindaco di Udine, a Pietro Fontanini, dice ma tu in campagna elettorale dicevi che qui non veniva, che qui c'era la COP già, non si poteva fare, eccetera. Allora, le Certo, ma opposizioni tutte compatte contro il sindaco. no, no, Sì, io confermo ancora che non sono contento che lì si faccia un supermercato, però io sono davanti a una situazione che è quella che, secondo il piano regolatore fatto dai miei predecessori, quelli che adesso si scandalizzano perché ci sono tanti centri commerciali in città, hanno permesso nell'area ex dormis di realizzare un supermercato da 1500 metri quadri. L'attuale proprietà ci ha fatto una proposta, ci dice io non voglio 1500, voglio 1000 metri quadri. Quindi di fronte a questa proposta il sindaco non può dirgli guardi che io non posso darla perché urbanisticamente, hanno diritto. secondo il piano regolatore, questa persona ha tutto il diritto. Io spero, perché anche oggi c'è una novità, nel senso che vorrebbero realizzare l'Accademia d'Arte vorrebbe dialogare Sì. col proprietario e quindi avere a disposizione in pratica quegli edifici per fare l'accademia. Tempo fa era anche sorta un'altra idea di fare un centro sanitario, così degli ambulatori. Sono tutte idee senz'altro migliorative rispetto al centro commerciale. Però ricordiamoci che siamo di fronte a qualcosa di brutto, nel senso che dal 1999, quando c'è stato l'incendio, lì è tutto fermo. Degrado, È un, si vede. è un edificio fatiscente che necessita di interventi perché è all'interno della città. Io spero di trovare una soluzione che accontenti tutti, ma anche quello di fare questo supermercato non è una cosa proprio tanto obbrobriosa, perché gran parte degli spazi verrebbero destinati a parcheggio, ci sarebbe più verde rispetto adesso, verrebbero demoliti alcuni edifici che purtroppo sono fatiscenti, sono stati danneggiati fortemente dall'incendio e una parte minimale ci sarebbe questo supermercato, perché adesso effettivamente le cose che funzionano, che danno reddito, chi fa investimenti sono i supermercati, perché gli alimentari sono un'area che ancora anche in periodo di coronavirus può essere tenuta aperta e quindi danno prospettive di reddito. Però se viene avanti l'idea di fare 100 per l'Accademia, ben felice il Comune di poter cambiare urbanisticamente le cose, però ci vuole l'assenso della proprietà. Noi adesso non possiamo così d'amblè dire alla proprietà tu non fai più il supermercato perché ho deciso io così, e loro mi fanno causa, mi chiedono i danni, no? Giustamente. Ecco, senta, è la posizione di Fratelli d'Italia che ha secondato un po' le opposizioni? No, Fratelli d'Italia dice che bisogna diminuire i metri quadri di superficie commerciale, cosa che io condivido pienamente. Sta di fatto che porteremo fra un mese e mezzo in Consiglio Comunale una delibera, una variante per diminuire gli spazi commerciali che sono ancora previsti per questa città dall'attuale piano regolatore. È un lavoro che stiamo portando a termine, quindi ci sarà una forte diminuzione di metri quadri di superfici commerciali in città a Udine. Ecco, Sindaco, parliamo di altre opere stradali che mi pare che sono in grande spolvero a Udine, perché tra rotonde, nuove strade, marciapiedi, eccetera, il piano sta andando avanti, no? È soddisfatto di questo trend oppure siamo in ritardo? No, sono soddisfatto perché una delle promesse che avevo fatto in campagna elettorale era proprio quello di sistemare marciapiedi, sistemare le strade, cosa che stiamo facendo. Lo facciamo sia in centro città, perché abbiamo sistemato via Poscolle, via San Francesco, abbiamo rifatto via Mercato Vecchio in maniera ottimale. Adesso tra poco metteremo a posto via Gemona, via Grazzano, abbiamo fatto via Aquileia, cioè in pratica abbiamo rifatto tutte le strade del centro storico, chiaramente con porfido, con una qualità buona anche per dare lustro a questa parte della città. Adesso stiamo intervenendo sulle periferie dove stiamo facendo asfalti, marciapiedi dove non ce n'erano e sistemare altri marciapiedi, quindi un impegno
per qualificare tutta la città sotto questo aspetto, quindi della viabilità sia automobilistica che pedonale. Poi c'è anche l'altro impegno cui ci stiamo muovendo per realizzare queste grandi aree verdi, i cosiddetti boschi urbani, che vogliamo realizzare in Udine. Abbiamo già individuato 2 aree, una è l'ex caserma Piave, in via Lumignacco, e l'altra area si trova nel Peppe Est, vicino alla Cassina Mauroner, e la ex Cassina Mauroner saranno bosco urbano per questa parte della città. Ecco, senta, i progetti con l'Interland come vanno? I comuni con Termini, no? Perché Con il Comune di Campoformido abbiamo adesso, porteremo in consiglio un accordo per definire la gestione di una strada che è a confine a metà tra noi e Campoformido. Con gli altri comuni, Pasian di Prato, stiamo definendo il recupero dell'ex camping, che è un problema rimasto, abbiamo trovato l'accordo. una roba che è rimasta sul È ancora dei mondiali 90, e abbiamo anche definito con Pasian di Prato la metodologia della gestione, quindi andiamo avanti per recuperare questo camping. Stiamo realizzando le piste ciclabili che collegheranno da una parte Villa Primavera in comune Campoformido, dall'altra parte giù fino a Cargnacco per quanto riguarda il comune di Pozzolo del Friuli, 2 grandi piste ciclabili per agevolare e incentivare anche il trasporto in bicicletta, la possibilità che la gente possa muoversi in bicicletta su strade che però sono dedicate esclusivamente alle biciclette. Ecco, senta, questo nuovo governo cosa le sembra? Cioè, avete voi dei punti di riferimento importanti come Giorgetti, che viene stimato un po' da tutti, da destra e sinistra, insomma, una sicurezza per quanto riguarda l'area di riferimento. E poi questa nuova rientrata di Letta che in qualche modo completa un po' il trittico, no? Cioè, Sì. di Letta e Io guardo più Draghi di Letta, perché Draghi è l'uomo che dà garanzia, l'uomo che conosce benissimo l'Europa, che dà certezze. Abbiamo visto come ha reagito l'economia reale quando è stato deciso, il Presidente della Repubblica ha dato un incarico a Draghi di formare il nuovo governo. Quindi un governo che vede dentro tutte le maggiori forze politiche per dare delle risposte urgenti a una situazione difficile sotto l'aspetto sanitario in primis, perché l'emergenza è ancora sanitaria. È chiaro che a quella sanitaria è legata a quella economica, dove abbiamo bisogno di investimenti. Speriamo che questi 200 miliardi arrivino anche a Udine. Noi abbiamo presentato un progetto molto importante per ricucire la città, togliere le linee ferroviarie, cioè interrarle, e permettere in pratica di recuperare l'ex area della Safau e lo scalo ferroviario di via Butrio. Un intervento molto impegnativo, perché stiamo parlando nelle 2 fasi, prima di 600 milioni e poi di altri 500 milioni, quindi superiamo il miliardo e qualcosa di investimenti. Però è un modello strategico, una proposta strategica che io penso che il governo possa accogliere e finanziarci per questo grande intervento nella città di Udine. Speriamo che l'amico Giorgetti, il ministro Giorgetti, che io conosco molto bene perché siamo stati in Parlamento per tanti anni, ci dia una mano e guardi anche a Udine con una certa attenzione, ci aiuti per finanziare quest'opera. Bene, Sindaco, mi pare che ha dato delle prospettive abbastanza buone e ottime per la città di Udine, perché anche tutto l'Inter e tutta la provincia guarda con simpatia quello che Udine sta facendo. Naturalmente noi siamo sempre contenti di averla qui in trasmissione al punto. Io credo che i fatti dimostrino quello che in qualche modo Udine sta facendo. Naturalmente si può fare sempre di meglio, no? Certo, si può fare sempre di meglio, però stiamo facendo, e questa è la cosa importante, perché le cose che abbiamo detto in campagna elettorale stiamo realizzando. Questo è un impegno che mi sento di portare avanti a testa alta e di dare soddisfazione a chi mi ha dato il voto per fare il sindaco in questa città, che non è facile, ma che insomma mi sta appassionando.
Bene, grazie a Pietro Fontanini e alla prossima. Mandi. Mandi.